Centro storico di Genova. Venerdì sera, puntata speciale di Dimmi qualcosa in senese. Oggi siamo alla ricerca dei giovani per vedere se parlano il genovese, se lo capiscono e cosa ne pensano del suo futuro e del suo presente. Volete dirci qualcosa? Che siamo? Figè, so cosa vuol dire, giusto. ma più di quello non lo parlo, cioè non mi viene. A classica, non sapevo sciasciorbi. Però mi non so parlare senese, ma me l'ha insegnato a parlare poco. Però ti piacerebbe impararlo? Sì, magari qualcosa, un piccolo corso, da parlare in senese, che uscita la noi altre, anche noi sueni. Io ve ne dico una nella mia lingua. Fabalaloc. Milanese. Guardati intorno. Urato penugo. Dobbiamo dire per i foresti che cosa ora tu penugu. Pipistrello. Mi diceva buonanima di mia nonna che il genovese, insieme forse al barese, è uno dei dialetti più difficili. Chi doveva esige scritto Bagime. Sono timidi, sono un po' come i ratti, bisogna andare a scovarli. Che qualche canzone che conoscevi, altri magari in senese, che avevi visto. Ma sai che pensa? O trilli, teccio musse che mandilli nutine, teccio musse che dinè. Oh gnau, velin come te cao, oh futtu, oh velin come te brutto. Tu hai una voce fantastica, proprio Malandi. bass baritono. Lui è il Boccelli genovese. Ma volevano convocarmi nei canterini, ma io poi non c'ho. No, ma è bello. Ti parli senese? Un po' delle cose lo so, sì. Sì? Sì. Per esempio, ti viene in mente qualcosa? Un po' d'egua. In Podegua, oi! Giusto, no? Giusto. Ma l'egua quella lì? Sì. A lui o alla Mogedulu? C'è un signore che viene sempre in negozio a comprare le cose dove lavoro io e ogni tanto mi parla delle cose quando le chiedo sempre a lui, mi dice a lui alle Mogedulu. È da lì che l'ho imparata. Ma quindi, cioè, anche le persone che magari non sono nate qua possono imparare il genovese? Certo, perché no? Però- Se uno può imparare italiano può sempre imparare il genovese, come tutte altre lingue. Grande. È russo. Vabbè, figè. Spassiba. Che ti intervistou meu nono ponto decimo ao Bar Nacional. Quelli che ha detto mi sono del San Giacomo, ma sto in punto decimo, che sta in punto decimo da 60 anni, però lì è così. Mi sono del San Frutuoso. Ma lui che ne è dei suoni che parlano senese? Ma mi non conosco solo e qualche altro, ma manco quello, insomma. Ti chiede a scoprire quelli che hanno parlare senese, perché altrimenti lì. Uege. Che è difficile questa. Mandillo. Belì! Bravo. Anche gli africani vogliono parlare genovese. Belì, le braghe. All'asilo quasi ogni giorno veniva una persona che ci diceva delle parole in genovese. Io l'ho imparato che mio papà parlava sempre con i signori. Oh, belì, musa, non lo so, tutto così. E parole du gatto. Un'altra cosa, forza Sena. Che palanche. Panè o panè, tu lì. Cosa vuol dire panè? Culo? Ciao! Ma te sei una grande, quella che abbiamo intervistato a Nervi. Piemonte di dove? Acquiterme. C'è la figasa. Da me si dice anche due puron bagnati lele. Cosa vuol dire? Due peperoni bagnati nell'olio. È il dialetto alessandrino. Acquesa alessandrino. Una storiella di mia nonna che mi diceva Martin Lendeto in Spagna, a Canegat, Fuenti, Bici Negrenti, robe così, però la conoscenza finisce lì. Provato? Vabbè. Bok, giusto? Ciao. Così. Dobro. Odlično. Passato l'esame. Sun senese risureo strinsuidente parlo ceo. I contenuti che fate sono veramente top. Essendo di Genova, a casa veramente top. Sono di Traso, sì, sono un po' di Traso. Traso e Albania, sì. Cioè, Belì ci sta, però Belio è ancora meglio. Belio! Senese cos'è? Senese e genovese. La lingua di Genova. Però io voglio sentire anche altre parole. Mi sono desena, Ma te com'è che ti imparo un po' di senese? da me barba, da me lalla e niente, poi siamo desena e mi imparo così. Non parliamo bene senese. Un me nonno parla senese, un me nonno parla senese, ben.
Mi non sono guai pratico. Goaca in campagna, provincia di Spezia. Di Spezia. Quello lo ha, saltami addosso. Lo guardi che me non posso. Voglia di lavorare, saltami addosso, lavorate che io non posso. Poi dicono che quelli del nord sono lavoratori, no, sono lavoratori, invece. Invece no, nessuno. Ti posso dire questa cosa che mi diceva mio nonno quando ero piccolo, lui senese vero, quando non voleva mangiare, prendeva la forchetta e faceva bucati, bucami, bucacan, am. E poi mangiavi. E poi mangiavo, certo. Shusha sciurbino sepe. In tu mezzo do mar, che un pesce tundu, che quando vede brutte o va sciufundu. Ed Andrea. Quindi De André tramite la musica insegna anche il genovese. Sì, ovvio. Quindi la musica serve per imparare senese. Assolutamente. Forse bisognerebbe cercare di farlo diventare di moda, cioè troppo figo parlare in genovese. È non vero, so. dici qualcosa tu. Cosa te dico? Se vuoi ti faccio un pezzettino rap. Dai, vai. Dai, romano. Ho pigiò de maschema su un in pe con tutte messe con tutti me freche lo dan pentocu de panche pentocu de spazio su ganetti lontan. Ci tengo a far vivere questa lingua. Anche? Sì. Io parlo siciliano. Siciliano. Però hai imparato qualcosa di genovese? Sì, che semmu. Dici un detto famoso. E grazie e fan i santi. E figge belle ai galanti. E le grazie e fan i santi. Le fanno i santi. E belle figge, le belle ragazze ai galanti. Arrivo, cartellone, arrivo, bravo! Ci sei, prendi ritmo, eccolo! Hanno il mugugno, però sanno essere molto affettuosi. Sono molto umani nelle loro nelle contraddizioni che si trovano. Te ne dicono di ogni, però ti fanno trovare sempre un passo in qualcosa da indossare. E non è una cosa scontata. Si t'abbraccia non fa un lucco, pigia un vetro e mangia un stucco. Se ti abbraccia non fare lo scemo. Piglia il vetro e mangiati lo stucco, cioè piglia le cose preziose e mangiati un po' di polvere. Ciani. Vabbè, sono spagnola, non ho Fre! Brava! Pelin fre! Io so una frase però. Che bueno! Sommiscia. Palanche nugenè. Un mejubè da stalla, il migliore bue della stalla. Un mejubè da stalla. Una canzoncina di Natale, te la ricordi? Pe fa l'erbu a dove io e sapei cos'è che ve tanti macarin, quelli lunghi e quelli fini, poi nannina nu spaghettu, gianque russo pecai te, perché questi sono i colori da sitte tra l'allerulala. Allora possiamo dire che anche a Genova, in centro il venerdì sera, ci sono persone che parlano genovese. Ci sono giovani che vogliono impararlo, c'è chi lo parla un po' così, un po' licche-lacche, però la volontà c'è. Quindi bisogna dare i mezzi a questi giovani per imparare il genovese, per migliorarlo sempre di più. Anche perché la conoscenza di questa lingua aiuta ad avere consapevolezza del luogo da cui si viene, di questa città, sapere come viverla, come si muove. Forse bisognerebbe trovare il modo per rendere il genovese super cool, di moda, in modo che sia veramente un mezzo per comunicare anche per i più giovani e di cui andarne orgogliosi. Gli altri se vediamo a prossima. Grazie! Voglio la traduzione in italiano. No, so io, forse lo so. Devo dirgli seguitemi su Instagram. Sì. Gli dai, sì. O gli dici, insieme dimmi qualcosa senese, gli puoi dire oppure segui Mike Facci su Instagram.